Eder. Mech. Pallister. Fantastica questo sentiero, a parte questi piccoli problemi, si passa da Conconello, si viene giù e si arriva qua sotto Padriciano, si passa sotto il ponte della strada, poi si costeggia tutto quell'altro monte e si arriva praticamente a Basovizza. Andiamo avanti. Tornando al video in cui Sebastiano il 14 si commuta improvvisamente in guida turistica, c'è da dire che di solito lui, quando si mette in posa, ci tiene sempre a sparare un sorriso a 45 denti. In quella occasione è sorprendentemente cupo e forzato nei modi, la sua voce non corrisponde alla sua faccia, ha l'espressione di uno che ha appena fatto un guaio. Lui parla da solo quando è inquadrato. Ma in quel frangente era offline, la GoPro era rimasta accesa per il ritardo elettrico e comunque il tremolio che hai rilevato è inequivocabile, non poteva essere solo, ma queste sono cose che diciamo noi. Nei paesi civilizzati esiste una branca della criminologia che studia il linguaggio del corpo, e dà valore in giudizio. Ho assistito a diverse condanne in cui il verdetto si è basato su questo tipo di rilevanze, che da noi chiamerebbero semplici suggestioni. Sarebbe interessante sottoporre a loro quel video. In un mondo che annovera dei fenomeni dell'occulto come il sensitivo Alocchi e il sensitivo Covalero, è stata data la patente di mago a Claudio Sterpin perché ha detto «se in un sacco nero non va bene». Ho risposto alla giornalista se è in un sacco nero non va bene e tutti hanno detto come lo sapeva che il sacco era nero. Ma nessuno ha detto Sterpin non sapeva che i sacchi neri erano 2, non 1. Nell'attesa della ricorrenza del suo centenario, una delegazione dell'Associazione Nazionale Bersaglieri, sorta il 30 giugno 1924 a Bologna, è stata accolta ieri mattina dal sindaco di Trieste, Roberto Di Piazza, nel salotto azzurro del Palazzo Comunale. La folta delegazione era guidata dal presidente regionale, generale Giuseppe Lacca, con lui le rappresentanze delle sezioni provinciali di Gorizia, Udine e Pordenone e di altre sezioni provenienti dal territorio regionale, ciascuna con il proprio labaro. La tappa triestina fa parte di un viaggio dell'associazione lungo tutta l'Italia grazie all'ausilio delle proprie rappresentanze regionali. Assieme al medagliere del centenario e le pagine che costituiranno il libro della testimonianza ANB. 2 oggetti simbolici che al termine delle celebrazioni saranno custoditi a futura memoria presso il Museo Nazionale dei Bersaglieri di Porta Pia a Roma. Sul libro è stata apposta ieri la firma del primo cittadino che ha invitato la delegazione a ritornare a Trieste quanto prima per il proprio raduno nazionale. Lo faremo nel 2026, questa è la risposta del generale Lacca in quello che sarà un raduno che coinvolgerà l'intera regione. Come campo base sceglieremo Lignano, da dove partiremo per eventi in ogni capoluogo del Friuli Venezia Giulia e quindi anche a Trieste. Dopo la firma della pagina che andrà ad arricchire il libro della testimonianza ANB, la delegazione ha ricevuto in dono dal comune lo stemma ufficiale della città. Non bisogna dimenticare quanto hanno significato i bersaglieri per Trieste, ha aggiunto Di Piazza, oltre al fatto che, in un momento come questo caratterizzato da forti tensioni internazionali, non dobbiamo dimenticare tutte le forze armate attualmente impegnate in missioni di pace e il loro ruolo cruciale per il mantenimento della stabilità e della sicurezza globale. L'Associazione Nazionale Bersaglieri, attraverso il suo impegno continuo e la sua presenza nelle cerimonie commemorative, dimostra non solo un rispetto per la storia dell'Italia e di Trieste, ma anche una grande reattività nelle emergenze attuali.
Ehi, non dimenticare di iscriverti a questo canale.